Ragazzi, buongiorno, sono in località Pennar e sto facendo un circuito che ho già fatto quest'estate. La mia destinazione di oggi è appunto Cima Ekar, l'osservatorio, così per vedere questa Cima Ekar in versione pienamente invernale e niente, andiamo a vedere come questo paesaggio con la neve e tutto. Questa roba qua potrebbe essere la meta per un mio futuro bivacco. All'altezza di questo cartello, ragazzi, che quest'estate io ho proseguito verso il basso, salgo, poi torno su, fare un bel giro. Adesso vedo la cartellonistica che indica il passaggio attraverso questo sentiero, ma no, è una mia prima volta, quindi ecco, cambia anche tutta l'escursione. Vedete infatti il cartello e qui c'è un passaggio aperto e vabbè, proseguiamo. Se devo essere sincero, ragazzi, spero di averla accorciata un po' in questo modo, perché effettivamente il giro sarebbe stato lunghetto, con l'aria un po' tardivo e sarei tornato veramente con scuro profondo. Invece vediamo questa indicazione un po' inedita, cosa comporta. Proseguiamo su per questa valletta. Il sentiero consigliato, ragazzi, continuava su per quella valle, però mi ha stancato, che comunque si è proprio all'interno dei pendii, non si vede niente. Adesso salgo qua su, che ho già capito più o meno dove mi porterà quello scollinamento. Come non detto, ragazzi, come vi anticipavo, eh, eh, questo scollinamento mi ha portato a vedere tutta la meraviglia dell'altopiano dall'alto, e adesso vi mostrerò meglio. Cosa si può volere di più, ragazzi, di una domenica pomeriggio così in pace totale dei sensi, in mezzo alla neve, in montagna? Non c'è miglior modo per ricominciare la settimana lavorativa che disintossicarsi qua in montagna in pace. Stupendo, ragazzi, per me è il top. Adesso mi rimetto in cammino, non so se riesco a intercettare il tramonto in cima a Cima Ekar. Di là, ragazzi, sarebbe stata la strada convenzionale che ho fatto quest'estate, però appunto insomma super di qua sarà una scorciatoia, quindi andiamo all'avventura. Come detto, appunto, ragazzi, di là su per la Malga si faceva tutto il giro da dietro, almeno 2-3 km, un paio di chilometri. Invece qua siamo già ai piedi delle antenne dell'osservatorio.
Ecco ragazzi, sono sotto le antenne, adesso qua ho trovato una tabella che mi indica che dopo giù per di qua arriverò facilmente a destinazione. Tra l'altro ho lasciato la macchina proprio tra il panel, soprattutto davanti allo Snoopy, quindi uscirò subito praticamente sulla portiera della macchina. Ecco ragazzi, lì vedete l'osservatorio in tinta invernale, di bianco vestito. Poi ragazzi magari farò la parte dell'orso bruno del vecchio eremita, però il fatto che non ci sia nessuno, ho incrociato 2 persone un po' più giù e una famiglia all'inizio, più visto anima viva, però quanto bene si sta senza nessuno che fa fastidio. Adesso ragazzi vado ad ammirare, dai io con sto ragazzi, adesso vado ad ammirare il panorama del tramonto della Maiga qui davanti e dopo con gran poca voglia, anzi direi mestamente, mi preparo a tornare in fondovalle. Intanto la mia attenzione è ricaduta su queste che potremmo definire volgarmente scaglie, in realtà sono strati di neve levigati letteralmente dal vento da nord. Guardate che cosa interessante. Adesso ammirerò il tramonto della famosa panchina qui di Cima Ekar e penserò su quanto è bella la vita. La scala per i bimbi. Ed eccomi qui ragazzi, tutto solo soletto, a godere della panchina finalmente libera, a godere degli ultimi raggi del sole e respirare l'aria dei 1350 metri di Cima Ekar, che vedete qui al mio fianco. Non commento quanto bene sto in questo momento. Bene ragazzi, dopo aver goduto appieno del tramonto si riparte. Qui ragazzi ho preso un sentiero ovviamente tanto per cambiare, diverso dal solito. Vedete, sono appena partito dalla discesa, però vedo che è molto battuto, quindi sicuramente mi porterà giù in fondo valle come gli altri sentieri. Qui ragazzi, più per di qua sarebbe stato una meraviglia aver potuto godere di un bob come quello che ho a casa, ma neanche proprio pensato di portarlo via, ma qua si arrivava giù in 60 secondi, penso, tipo da questa strada.
Comunque questo qua è un orario veramente perfetto, magico per camminare in montagna, perché siamo a cavallo tra le ultime luci del giorno ad ovest col sole che scappa tra le montagne e il buio che avanza lentamente da est. Stasera c'è anche la luna tra gli alberi, adesso si vede poco. Questo è indubbiamente il momento più bello dell'escursione di oggi. Località Bertigo, alle ultime luci del giorno. Ed ecco ragazzi, dopo aver fatto tutta la discesa sono arrivato all'asfalto. Guardate ancora che luce meravigliosa del crepuscolo. Allora si dà il caso che ho appena ricevuto la notifica che sono solo il 10% di batteria. Vi riassumo brevemente l'itinerario. Dunque ho lasciato la macchina di fronte allo Snoopy, seguito il sentiero per Cima Eca come da cartellonistica, ripeto, e dopo lì comunque è impossibile perdersi perché si vedono le torri già da bassa quota, quindi dopo da Cima Eca c'è tutto un itinerario, uno decide in base alla strada che vuole percorrere, il percorso più o meno impervio se vuole andare fino alla Malga, e poi ragazzi si torna giù, se si vuole fare l'anello si torna giù qui verso Bertigo. Infatti adesso mi sto rimettendo nella strada principale qui che arriva da Gaglio, e ragazzi io vi saluto perché adesso sono nella strada principale, non riuscirò a parlare tanto, e spero che l'itinerario vi sia piaciuto e niente, statemi bene e buon itinerario.